Tra i tanti sentieri inesplorati di questa nostra Sicilia abbiamo scelto di percorrere una strada nel bosco tra Floresta e Ucria. Una zona ricca di realtà rurali che ci regalano produzioni d'eccellenza, come andremo a scoprire fra poco. Siamo circondati dai noccioli, dai faggi, dalle more selvatiche e dall'agrifoglio che porta fortuna non solo a Natale. Zona che ci regala cibo selvatico tutto l'anno, un vero modo di vivere naturale. Siamo a Ucria, in Contrada Campo, alla Baracca d'Orizzu, e siamo venuti ad assaggiare un piatto tipico della cucina nebroidea, la pecora bollita. Come si prepara? Allora, la pecora si prepara tagliandola a pezzetti così, belle grossette. Si mette a macerare con alloro, rosamarino, salvia e si lascia per un 4-5 ore, anche che siano 7-8, non ha importanza, è meglio ancora. Ogni tanto si dà una giratina, poi prima di cucinarla si fa asciugare, bella asciutta, e poi si soffrigge un pochino in padella, un pochino, assieme alla cipolla, la carota, il sedano, il pomodoro, e si mette a bollire poi. Per quante ore? 3-4 ore, bisogna vedere la consistenza della carne com'è. Se è una pecora un po' piccolina, allora cuoci prima. Se è una pecora un pochino grandina che è un po' dura, allora 3-4 ore ci vogliono, ma 4 ore ci vogliono. E lei la mangia? Sì, come no, non la mangio, certo che la mangio, squisitissima. Grazie. Anzi, la mangio meglio di quando è arrostita io. Certo, è più saporita. Sì, più sì. saporita. E nella carne, nel brodetto si può fare anche un po' di pasta in umido, di pastina in umido, con la carne sbriciolata a mezzo, viene squisitissima. Grazie. Prego, prego. Siamo alla Villa Romana del Tellaro. Il Tellaro è un fiume che passa qua vicino. La Villa Romana del Tellaro è stata scoperta nel 1971 durante degli scavi clandestini.
Immediatamente fu sequestrato il sito e furono avviati gli scavi archeologici veri e propri, condotti dall'allora sovrintendente Giuseppe Pozza, un archeologo. I lavori di scavo sono stati molto lunghi, circa 20 anni, poi i mosaici sono stati strappati, portati a Siracusa, restaurati e riportati qui a Noto e finalmente il sito è stato riaperto nel 2008. La superficie esplorata è di circa 3.000 metri quadrati, la parte invece in cui sono sopravvissuti dai mosaici, quella osservabile, è di circa 200 metri quadrati. Abbiamo un lato del peristilio, un corridoio a motivi floreali e 3 ambienti tematici, sono tre stanze. Nel primo abbiamo un racconto interessantissimo, è quello del riscatto del corpo di Ettore, che ci riporta alla guerra di Troia, alla discendenza di Roma da Troia in seguito all'arrivo di Enea. Un altro mosaico dedicato al culto di Dioniso e un altro che è la sala da pranzo, il triclinium cosiddetto, in cui abbiamo una scena di banchetto classica, somiglia molto a quella di Piazza Armerina in alcuni particolari, e poi una scena di caccia, la caccia degli animali selvatici, leoni e tigri in particolare, che è uno dei temi fondamentali per la romanità e l'organizzazione dei giochi circensi. La nostra associazione ha pensato di arricchire la visita ai mosaici proponendo un'esperienza vera e propria nell'antica Roma, un salto nel passato, abbinando quindi una visita drammatizzata, quindi io e altri ci vestiamo anche in costume d'epoca per presentare la villa con delle suggestioni, delle poesie o anche delle canzoni, ma soprattutto il piatto forte, è il caso di dirlo, è l'abbinamento di un menù dell'antica Roma. Abbiamo voluto rispolverare i sapori dell'antica Roma. Era una curiosità che avevamo, abbiamo lavorato per circa 2 anni, abbiamo fatto una ricerca su questo partendo dai ricettari di Apicio, insomma, sono molto famosi. C'è insomma l'imbarazzo della scelta. La difficoltà principale è stata quella di andare a recuperare gli ingredienti, magari per trovare l'anatra tutto sommato non è stato difficile, ma andare a recuperare le erbe aromatiche che venivano utilizzate e non erano qui a disposizione. In genere noi abbiamo menta, basilico, salvia, quindi abbiamo dovuto recuperare un po' di erbe, addirittura abbiamo realizzato un orto botanico degli antichi romani per averle sempre disponibili. La magia di questa cucina dell'antica Roma è quella appunto di poter assaporare appunto con la nostra bocca, quindi sentire i profumi e i gusti di cosa doveva essere questo cibo dell'antica Roma. La grossa differenza fra la cucina contemporanea e questa che proponiamo noi è quella appunto in cui non c'è l'utilizzo di sostanze di sintesi, per cui il gusto non viene, come dire, ottenuto con dei giochi chimici, ma utilizzando delle sostanze, delle pietanze originali, per cui mettendosi in bocca questi piatti si possono andare a identificare i singoli ingredienti, quindi andare a riscoprire un senso anche di naturalezza che ci riporta appunto all'antichità, perché gli antichi appunto non costruivano ogni singola cosa con un processo naturale. Quindi quella che proponiamo è un'esperienza, la chiamiamo un'esperienza vera e propria a 360 gradi, in cui in un paio d'ore ci si può immergere nel mondo dell'antica Roma scoprendo i manufatti ma anche le antiche tradizioni. L'olio che si produce alle pendici dell'Etna è caratterizzato dalle piante di moresca e nocellara. La nocellara etnea è considerata tra le migliori coltivazioni italiane per le caratteristiche industriali ed organolettiche e si adatta particolarmente al nostro clima.
Secondo il mito, la prima regione italiana a ricevere l'albero sacro dalla Grecia fu proprio la Sicilia, grazie ad Aristeo, figlio di Apollo, che ne introdusse la coltivazione e insegnò alle popolazioni locali come ricavare l'olio dalle olive. L'introduzione dell'olivo nella zona orientale della Sicilia è avvenuta intorno al secondo millennio a.C. dai Fenici e in seguito dai Greci. La presenza del vulcano Etna ha alimentato il mito di questa cultura. Il ciclope Polifemo viene accecato da Ulisse con un tronco di olivo. Oggi sull'Etna la cultura dell'olio assurge a simbolo di qualità della vita e di rispetto di secolari tradizioni. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine deve essere effettuata a partire dall'invasatura e protrarsi non oltre la seconda decade di gennaio, in considerazione della diversa altitudine del territorio. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine avviene direttamente dalla pianta per pettinatura a mano delle chiome o con l'ausilio di macchine agevolatrici e di reti di raccolta, al fine di evitare che le olive possano mescolarsi con quelle già a terra da tempo. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva, oggi si utilizzano soprattutto processi meccanici. In particolare, la molitura avviene mediante l'uso di macine in pietra, sistema più antico, e di frangitori meccanici. Le operazioni di molitura sono precedute dalla separazione delle foglie mediante aspiratrici, da un accurato lavaggio delle olive in acqua corrente e dal passaggio delle olive su griglie vibranti per l'allontanamento dell'acqua e di eventuali residui di foglie e corpi estranei. La permanenza della pasta di olive nella gramola varia in funzione del grado di maturazione dei frutti da 15 a 40 minuti, mentre la temperatura dell'acqua non deve superare i 28-30 gradi centigradi. L'olio extravergine d'oliva, prodotto alle pendici dell'Etna, rappresenta un'eccellenza siciliana apprezzata in tutto il mondo. Un volano per l'economia dell'isola che merita certamente di essere valorizzato e maggiormente riconosciuto per le sue caratteristiche di unicità e alto profilo organolettico. Una tradizione antica, quella della produzione, che guarda al futuro con rinnovato impegno e vigore, ma che forse avrebbe bisogno di un maggior sostegno da parte di tutti, siciliani compresi.
troviamo al Palazzo Zito, che è anche la sede dell'Ente Parco dei Nebrodi. Oltre a essere sede degli uffici dell'Ente Parco dei Nebrodi, abbiamo un museo. Ci troviamo qua nella stanza rossa, la stanza più bella, più sfarzosa del palazzo. La famiglia Zito era una famiglia ricca che viveva a Cesarò, e l'ultimo che ha gestito un po' tutto il palazzo è Pasqualino Zito. Pasqualino Zito viveva soprattutto in questa stanza. Osserviamo i tetti e guardiamo un po' tutto l'arredamento, ci dà l'idea di come viveva la famiglia Zito. Questa era la stanza che era dedicata alle feste, da ballo, al gioco di carte, quindi abbiamo infatti nelle pareti Bacco, Tabacco e Venere vengono rappresentati. Quando venivano i nobili venivano ospitati soprattutto in questa stanza. Pasqualino, visto che era una persona ricca, ci teneva a non disperdere il patrimonio del palazzo, e quindi che cosa fece? Pasqualino Zito non ebbe figli, allora per evitare di far disperdere il proprio patrimonio legittimò una nipote, l'ultima erede quindi della famiglia Zito è Giovanna. Guarda caso si sposò con una persona ricca del comune di Troina, un certo Sollima, ed con questo matrimonio unirono tutto il patrimonio della famiglia Zito. Ancora tutt'oggi il lago Bivieri di Cesarò, un lago naturale molto bello del Parco dei Nebrodi, appartiene alla famiglia Zito. Oltre a essere sede dell'Ente Parco dei Nebrodi, quindi dove ci sono gli uffici, c'è appunto questo museo. Ma non abbiamo solo questa stanza rossa, abbiamo molte altre stanze che sono legate alla cultura e alle tradizioni del paese. Tant'è vero che abbiamo la falegnameria, abbiamo la stalla, che vengono collegate completamente alla cultura di Cesarò. Quindi è un museo collegato con le tradizioni di Cesarò, alla tradizione agricola, con le campagne, con l'artigianato. Anche l'artigianato viene collegato al comune, al Palazzo Zito. È aperto e visitabile tutti i giorni, da lunedì e domenica compresi i festivi, quindi oltre a visitare il comune di Cesarò si può tranquillamente avvicinare al palazzo e visitarlo.